Raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Imola, terza tappa, alla fine farò sempre due gare, ho fatto un test, diventa lungo per le mie braccia fare il 50%. Raga, non ho perso la pole per pochi We've dropped down. Push for a higher place. pole position di Mika Hakkinen, secondo Frenzen, terzo Coulthard, quarto Sciubi. Ragazzi, siamo competitivi però, eh. La Jordan diamo nell'11ª. Ma porca miseria, che sfortuna veramente. Per pochissimo non mi piglio la seconda pole in carriera per Frenzen nella quinta o sesta, per me non mi ricordo. Andiamo il metro, ti pregono pioggia. Ok, meno male, non è prevista pioggia. Possiamo fare molto bene a Imola. Vai raga, andiamo. Gran premio di San Marino. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck. More importantly, have fun out there. Vai. Ma che alto? Perché è così alto? Raga, scusate, ma avevo il volume a cannone, non sentivo niente. Vabbè, siamo appena partiti, grande partenza, supero le due McLaren che non ho superato in partenza e sono primo. Chiaro che sarà durissima, raga, ve lo dico già. Subito Coulthard campione del mondo vuole subito vendicare una partenza non propriamente meravigliosa. Grande partenza. Hakkinen in terzo, addirittura da primo. No, non voglio perdere subito contatto con i primi. Ok, ma me lo rischio tantissimo qua. Primo giro andato con Coulthard in testa. Mamma mia, quanti rischi. Schumi addirittura quinto. In crisi Michael. Coulthard purtroppo se ne sta andando, ragazzi. Non può ancora vincere David Coulthard, però dai. La macchina c'è, comunque c'è una difficoltà sei professionista, sono molto soddisfatto. Devo arrivare almeno terzo per avere un sedile più prestante di quello della Jordan. 2 secondi, Coulthard purtroppo se ne sta andando e anche pesantemente. Dai ragazzi, dai, dai Jordan! Altro giro andato. Fastest di Coulthard. Sta un po' recuperando però, eh. Guardate non fare errori che abbiamo capito che su sto gioco, se sbagli, è finita. Yellow flag, trolley box, trolley ai box. Jarno ai box. C'è ancora una yellow flag da monire in motore, ai ai ai. Speriamo non sia un segnale anche per noi fuori il nostro compagno di squadra. Purtroppo siamo in mezzo, siamo a sandwich tra le due McLaren, ma riesco a tenere lontano Hakkinen, ma Coulthard sembra tornato quello dell'altro anno, quello che ha vinto a sorpresa il titolo irridato. Attenzione, eccola la nostra Jordan ferma, non una bella cosa da vedere.
Altro giro completato, ne restano pochi. 8 giri. Attento, mamma mia. Attento perché comunque quando le gomme iniziano l'usura faccio una fatica con la Jordan. Si vede che chiaramente non è una macchina che lotta per il mondiale. Sto guidando bene perché questo livello essere comunque in lotta con la Jordan per le posizioni di testa è importante. Il problema è che Hakkinen è anche tenuto lontano, ma Coulthard è in fuga, David. In questa terza tappa del mondiale. Dopo Melbourne e Interlagos. Guadagna qualcosina Hakkinen, ne perdo tanto da Coulthard però. Ragazzi, Coulthard veramente indemoniato, David. Mamma mia, ok, perfetto. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Takagi, trasmissione, salutiamo Tora Takagi. Dai, già 2 ritiri. Non abbiamo il passo per la vittoria però, Questo sembra abbastanza oggettivo. Attenzione, parcheggiata la vettura di Takagi. Non ne vogliamo parcheggiata quella di Coulthard. Che passo Coulthard, ragazzi. Un passo devastante quello di David Coulthard. Ok, siamo praticamente a metà gara. Schumi addirittura fuori dal podio, cioè fuori dai punti. Schumacher in grossissima difficoltà oggi qui a Imola. Stiamo guadagnando benissimo su Hakkinen. Il problema è che Coulthard, ragazzi, cioè, è devastante oggi Coulthard. Un altro pianeta per David Coulthard. No, mamma mia. Qua perdo tanto vabbè, su Coulthard, ok. Ma rischio di far rientrare anche Hakkinen. Un secondo perso da Mika. Dobbiamo sperare nell'errore di Coulthard. Peccato, ha avuto un bel primo settore, ma poi l'ho cannata malissimo. Addirittura fastest di Coulthard. Schumi torna in zona punti. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una Valle Verde Family, una delle più belle pubblicità della storia. Serve il ritiro di Coulthard, lo pretendo, lo merito forse.
Dobbiamo fare la nostra gara comunque e arrivare in fondo, sono punti pesantissimi. Voglio il terzo posto nel mondiale, voglio una top squadra. Molto bene. 9 lunghissimi secondi da Coulthard che adesso sta veramente volando. Facciamo poca battaglia, incredibilmente. Altro giro completato, Hakkinen è ancora a distanza per fortuna. Schumi quinto, Schumi cerca di scalare la classifica, ha bisogno di punti anche Michael. La prossima è Monaco, raga. Ma Coulthard, ragazzi, devastante, dai. Sto guadagnando qualcosina, ma probabilmente Coulthard sa che può gestire tanto. Ha un vantaggio incolmabile. Se fosse safety car sto gioco sarebbe proprio l'apoteosi. È già l'apoteosi, ma con la safety car ancora di più lo sarebbe. Vabbè, accontentiamoci, un capolavoro. Adesso perdiamo tanto, nel secondo settore perdiamo tantissimo. Sono Eddie Irvine. Anch'io amo camminare in una Valle Verde Family. Molto buono. La fuga dello scozzese è qualcosa di inarrivabile. Ok. 4 laps al termine. Manca ancora tanto. Però gara strana perché Ultra ha tirato via tutto, ma Hakkinen è dietro. Poca bagarotto, insomma, poco bagar. Credo che la prima stagione, la stagione scorsa, era molto più con diciamo, adrenalinica all'inizio, con colpi di scena incredibili, ritiri su ritiri. Coulthard che a Monaco ha usato veramente una speranza, poi sbagliava anche noi, ma forse è finita. Diciamo il The Magic Moment di Jacques Villeneuve della sua Williams. Mecha Chrome, cazzo. No! No! Mamma mia che culo. Mamma come mi sono salvato. E nella bagarre, attenzione, Irvine è terzo. Mamma mia. Errore imperdonabile però, mamma mia come mi sono salvato. Forse Hakkinen per evitarmi. Non lo so, so solo che siamo ancora secondi. Basta un attimo, raga, per sbagliare. Poi con queste macchine, diciamo, non super. Le gomme si usurano e tutto è più difficile. Mamma mia che rischio. Hakkinen addirittura è sceso al quinto posto. Incredibile, probabilmente Hakkinen per evitarmi. Hakkinen addirittura ai box. Hakkinen ai box. Io non ho sentito niente sinceramente, ma Hakkinen ai box. Pazzesco. Adesso ho paura, se andiamo pianino, ok. Su testa coda mio, Hakkinen per evitarmi, probabilmente è andato fuori pista e ha danneggiato qualcosa. C'è andata veramente di lusso, eh. Adesso però non abbiamo più margine di errore adesso. Irvine si ritrova incredibilmente terzo. Il Pullman Hakkinen fuori da tutto.
Sta andando pianino, però tanta paura di sbagliare adesso. Mi sento una macchina un po' scattosa e vai a 3 decimi. Mamma mia, Eddie attaccato al culo, ragazzi. Vistoso calo di prestazioni per la Jordan Mugen di Heinz Harald Frentzen-Kuber. Ok. Solo che Coulthard ha fatto veramente il vuoto, Davide. Povero Hakkinen, si trova al 17esimo, mica Hakkinen. Mamma mia che lotta con Irvine. Ocio Eddie Irvine. Sta arrivando anche Schumi. Ho perso fiducia, dopo l'errore ho perso moltissima fiducia. Mi sento la macchina molto più scattosa. Detto che Coulthard, raga, è un'altra categoria, Oggi Coulthard ha fatto il vuoto. A noi purtroppo manca ancora un giro. Attenzione, Irvine è ancora vicinissimo e Schumi è arrivato. Sarà un ultimo giro ad alta tensione. Inizia l'ultimo giro qui a Imola. Ma guardate veramente come sono calato di tempi, raga. Okay, last lap. You're starting your last lap. Mamma mia, ancora errore. Last lap using RFA. Non ci credo. Che schifo. Che schifo, dai, vabbè. Irvine mi ha buttato letteralmente fuori. Now we've got a shot at some point. Sono fuori dal podio, da secondo tutta la gara fuori. Questo è GP4. Errore di Irvine che addirittura si ritira, è di un coglione proprio. E mi ha centrato in pieno, mi sono salvato. Ma sono fuori dal podio all'ultimo giro. Schumi alla fine si becca il podio. E anche Alesi, pazzesco. Vince Coulthard. Che rabbia, ragazzi, che rabbia. Perdono punti importantissimi su Schumi. Era un secondo posto meritato. Mi ha centrato. Eddie Irvine, grazie Eddie. Grazie Eddie. Grazie Eddie Irvine. Quarto posto amarissimo. Vabbè. Stiamo su Villeneuve un attimo che ce lo godiamo. Bello, Jacques. Vabbè. Che nervi, mamma mia che nervi. Ragazzi, terzi in qualifica a Monte Carlo alla grande, sta andando benissimo, siamo molto costanti. Schumi si becca un'altra pole position, Hakkinen, Frentzen, Coulthard, siamo noi diciamo i terzi incomodi. C'è Irvine, Barrichello, Hill e poi via via, tutti gli altri. Prevista, mamma mia, per fortuna non pioggia in qualifica, c'era una leggera pioggerellina. Ragazzi, purtroppo, come sempre, queste ultime due gare non capisco il volume si è alzato di colpo da solo, anche se nelle impostazioni era basso, quindi la gara sarà diciamo solo con l'audio del gioco e non con l'audio del mio. Raga, mi dispiace, ma non voglio farmi altri 20 minuti di telecronaca, cioè assolutamente no. Quindi vi lascio alla gara, sarà una gara, ripeto, più televisiva, quindi con l'audio del motore e dell'ingegnere. Mi dispiace, ma non capisco il perché. Qualche bug ci sta, sono giochi vecchi. Quindi raga, godetevi la gara, siamo partiti
abbiamo perso una posizione rispetto alla pole position e niente, sarà una gara comunque ricca di emozioni e con un sorpasso a dir poco fantasmagorico. Eccolo qua. Raga, io intanto vi saluto qua, vi lascio la gara e mi dispiace, adesso cercherò di capire il perché da gara a gara cambia il volume da solo, che se in realtà non cambia perché le impostazioni rimangono le medesime. Raga, un saluto dal comandante veneziano e buona gara. Ciao!
Documendiero. Now we've got a shot at some point. Classifiche. No, si becca punti anche il nostro Jacques. Sono contento per lui. Pesantissima sta vittoria. Godo. Ok ragazzi, ci vediamo per i punti. Raga, andiamo a vedere le classifiche. Siamo al comando, raga, con Schumi Coulthard vicinissimi. Hakkinen comunque sta tornando. Cioè, pazzesco. Nella costruttori siamo sempre là, 3 scuderie per un posto, per la vittoria. E vittorie totali, Frentzen in fuga, nelle pole Schumi in fuga. E noi per il momento abbiamo un buon bottino su 4 gare, 2 vittorie e chiaramente 2 podi. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Ciao!